Quando il re Ezechie sentì un tal, si sbregò i vestiti, si rivestì di sac alle latte al tempio del Signore. Poi al man degli Achim, il sovrestante del palazzo, Sebne, il scritturista, e gli anziani dei predi rivestus di sac dal profeta Isaia, figlio di Amos, e di Isarin, Ezechie al discussì. Queste è una giornata di tribolazione, di castig, di vergogna, perché i figli si arrivino fin alle mari, ma manca la forza per partorire. Se l'accor, il Signore, tuo Dio, ascolterà le parole del gran copir, mandato dal Soparon, il re di Assur, per insolentare il Dio vivo, e accesterà per parole che il Signore, il tuo Dio, alla sintudis, e tu fasaras una preghiera per calcareste che le ancimò in vita. I famesi di re Ezechie arrivarono di Isaia udis, i disares così a questi paron. Il Signore al discusì, non stave pure per sperarli che tu ascoltadis, per le bestemmis del famesi del re di Assur. Io metterai dentro di lui un spirito che quando si intrarà una ignove, al tornerà in tesottiere e lo fasarai colà de spade in tesottiere. Il gran copir al torno in Daur, alzata il re di Assur, che attaccava Libne, e di fatto aveva sentito che si era slontanato di Lachis. Quando il re sentì a riguardo di Tirache, re di Cus, alle partite per affrontati, al torno a mandare mesta di Ezechie per di. I disares così ad Ezechie, re di Giude, non sta lasciato imbussolare dal tuo Dio, che tu stan fidato, quando ti dici, Gerusalemme non sarà mettuta a mani dal re di Assur. Tu hai sentito che hanno fatto i re di Assur in tutti gli stieris, a vodrandi svidrimento, e tu varesi di scapolare? I dius dei forest, che i miei vons hanno fruciati, hanno forse salvato la in di Gozan, di Caran, di Rezef e la in di Eden in Telassar? Dove sono i re di Armat, i re di Arpad, i re di città di Sefalvain, di Eme e di Ive? Ezechia alzava la lettera e demanda in messe le lei. Poi alle la sosta al templi, la diviarza andando al Signore, e al pre il Signore cusè. Signor deschiris, Dio di Israele, nome tu ses il Dio di duci reans de tiere, tu has fatto il cielo e la tiere. Lunghia, Signore, le torele e scolte. Viarci, Signore, te voi e viot. Scolte di tutti i spregieris di Sennacherib, che li sa mandati senza insolentare Dio che le vive. E io muovere, Signore, i re di Assur hanno svidrinito tutti i foreste e la lortiere, e hanno buttato al fuoco loro Dius, perché noi erin Dius, che ma vore des mans, dall'om, len e piere, perché li hanno bruciati. E come, Signor Nestri, salvinus de somanche, che seppi induci reans de tiere, che dome tu sessi, Signore. Allora Isaia, fidiamos, al manda a Dio Ezechie, il Signore, Dio di Israele, che tu hai fatto la preghiera riguardo di Sennacherib, re di Assur, al discussè. Queste le parole del Signore, che l'ha dite quintri di lui. Le fantate, figlie di Sion, ti spresè, ti ciolvie, le figlie di Gerusalemme, e ti sciasse il ciavo da di te. Cui astu svilinate, blestemate, quintri astu alzate la voce, e alzate con roganza i tuoi voi, quintri dal San di Israele, bidiando ai tuoi famesi, tu hai insolentato il Signore, e tu hai dite, con tutte le sdrume dei miei chars, mi sono rimpinato sulle spicce dei mons, sugli ultimi osi del Libano, ho accionciati i cedri più alti e i più bei cipressi, ho arrivato là sui clus più rumidi, dal suo splendidi di vite, ho sgiavato e bevutis aghi forestis, ho fatto secciare quella pianta dei miei pis du chirus d'Egitto. Non lo hast tu sentito a di, dopo mai che ho prontato questo, e il progetto lo hai fatto ancimote i dis di una volta, e come lo metti in vore, per ridursi in un gruppo di maseris, di citatis falsadis. Da loro int, in mans inflapidis, le ha aggaffate la disperazione e la confusione, e sono diventati come le erbe dei campi, come verte narut, come le erbe dei cuviers arside dall'aia degli evade. Quando tu stai sentato, quando tu salti fuori e tu entri, io lo sai,
e anche quando tutti i rabbis contro di me. Già che tutti i stessi rabbis contro di me e le arroganze arrivate su un fin tremalissime sorelis, o metterai il mio anel te stornarelis e il mio smuarsi in toi lauris, e ti fasarai tornare da ur perché strade che tu sei svignut. E questi vi sarà come segnale, che stan si mangerà la semenze che gli colade, l'ancuven c'è che la venu su besol, e il tercian o semenares o sesalares, o plantares i vignali o giodare del loro prodotto. Quel che resterà de case di Giude, quel che lan saranno restas e continueranno a mieti l'idris in bas e a fruttare ad alt. Perché c'è di Gerusalemme agli sarà funo un rest e ad alc avanzarà dal mondo di Sion. La passione del Signore, des chiris e fasarà chest. Perché il Signore al discussare di Assur. Non metterà piti in queste città e non traierà nessuna frecce e non caccerà sui cuz e non tirerà su quinti di iene nessune palade. Attornerà in Daur per strade che le vignut e non metterà piti in queste città. Sentenze dal Signore. O pararai queste città per salvare per l'amor del mio nome di David, mio Signore. Sicché dunque, al saltafur l'agno del Signore, al pestat al campamento di Assur 185.000 oms, quanto binora e Ioverin, perché gli altri sei eri di morti. Sennacherib, re di Assur, al giava il campamento, al partì, al torno in Daur e si ferma a Ninive. E così, i tant cagliere ingenoglata a tempi di Nisroch su Dio, i sei figli Adrammelech e Zarazelu coparin con la spade, e o la regna parassite terra d'Ararat. Da sopquest a diventare re Sofia Saradon.